Ragazzi, è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall'isola, sia a voi che alla maggior parte dei miei amici che incontro, e cioè che sto male. Io da quando sono uscita dall'isola sto malissimo fisicamente. Perché devo dirvi questa cosa? Perché è capitato ormai troppe volte che mi fermate e mi vedete con una faccia tipo da voglio uccidere tutti e io cerco di dirvi no, sono ancora un po' sfasata, eccetera. In realtà sto morendo dentro perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto tempo di riprendermi perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata in piscina con mia sorella, infatti lei mi prende in giro, sono stata male. Vorrei prendere Elena e portarla giù nella spa di questo albergo che è bellissima, ma non posso perché so che starò male e le rovinerò la spa anche a lei. Insomma, sappiate che sta succedendo anche questa cosa. Ovviamente questa cosa non mi impedirà né di mangiare né di godermi la mia vita e i miei amici qui fuori. Forse mi impedirà di scendere nella spa in questo momento, ma solo per recuperare, per poter poi andare in un posto che poi vedrete. E niente, non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, non mi sta impedendo di fare niente, però sappiate che mentre io faccio tutte queste cose sto di merda. Eccomi, finalmente sono tornata nella mia seconda casa con il mio Raffi. Ciao Raffi, ciao! Subito a fare aperitivo ovviamente. Ecco, guardate dove l'ho portato, guardate, con l'uccellino.